Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Non ci vedevamo da una settimana, purtroppo giovedì scorso non sono riuscita a essere presente nella diretta del Marietto, ma ci ritentiamo questo giovedì, salvo imprevisti o consulti o lavori che magari mi sorgono all'ultimo momento, ma prometto che ci sarò perché dedicheremo la serata a uno sponsor importante a cui teniamo molto, quindi giovedì, vi ricordo, giovedì ore 19. So che magari è un orario un po' così strano per chi si siede già a tavola e per chi si prepara da mangiare, però diciamo che molti rientrano dagli uffici, dai lavori, quindi giovedì alle 19. E vi ricordo ovviamente che torno come sempre nella diretta il martedì alle 21:15. Bene, detto questo, vi ricordo che questa diretta è dedicata alla consultazione gratuita delle Sibille, quindi verranno selezionate alcune domande a cui risponderò. Non seguo un ordine particolare, per me è importante questi requisiti che vado a dirvi. È importante che scriviate il vostro nome e la vostra data di nascita, che la domanda sia formulata in modo chiaro, significa che verta su un unico argomento, su un qualcosa di specifico, di preciso, che abbia delle informazioni, quindi niente cose troppo generiche o vaghe, perché è chiaro che anche in seguito la risposta di Sibille diventa meno attendibile. E se la vostra domanda riguarda quello che sta succedendo nella vostra vita a voi insieme a un'altra persona, magari un collega di lavoro, la fidanzata piuttosto che il marito, insomma quello che è, dovete mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. Mi raccomando, più la scia energetica è precisa e più evitiamo di beccare scie energetiche di persone omonime. Quindi mi raccomando, niente segno zodiacale, non serve, nome puntato neanche, la domanda viene saltata. Okay, questo è importante. E poi il secondo requisito, oltre che la completezza dei dati che richiedo nella domanda, è, per avere priorità, che siate nuovi, quindi che non abbiate mai avuto già una risposta in passato, perché questo è uno spazio, di condivisione gratuita, è uno spazio dove mi presento anche alle persone nuove, quindi hanno tutti la stessa, possibilità che, appunto do a tutti i nuovi, ma anche insomma poi chiaro che se, nella diretta non c'è nessuna persona nuova, ovviamente piuttosto che parlare da sola vi rispondo, chiaro, no? Allora, bene, detti i requisiti, detto che la diretta è, per l'interrogazione delle Sibille, vi intrattengo ancora pochissimi minuti, il tempo insomma che ci raggiungano altre persone, che, chi desidera farlo possa salutare, per spiegarvi un po' di cosa mi occupo. Chiaramente, molte persone sono nuove del canale e, capitano in questa diretta perché leggono dal titolo le Sibille interattive gratuite, quindi per carità benvenuti, bentrovati, mi fa un sacco piacere, ma non mi occupo solo di Sibille. Dal 2015 è online il nostro sito www.ilcapitano.altervista.org, un sito che fin dall'inizio si occupava della divulgazione gratuita, della radionica, della radiestesia. Abbiamo caricato nel corso del tempo tantissime dispense proprio per accompagnarvi nello studio di questa straordinaria disciplina, una disciplina che attualmente è stata un po' rispolverata, ma che era già fortissima nel passato. Pensate alle grandi costruzioni che sono state fatte, ai grandi circuiti in 3D, quindi vivi, potremmo dire, che sono stati applicati anche per esempio nelle geometrie dei labirinti, oppure nelle proporzioni dell'architettura di anni in cui
queste conoscenze erano legate, insomma, i grandi maestri costruttori erano anche grandi scienziati, ma anche conoscitori delle leggi esoteriche occulte, tant'è che tutto veniva costruito secondo la proporzione aurea o comunque secondo regole molto precise di matematica che non hanno nulla a che vedere con i calcoli delle costruzioni di oggi, senza nulla togliere alle costruzioni di oggi, ma che hanno un po' perso quel senso di sacro magico. Ma non solo, già l'antico Egitto era fortissimo nell'uso del pendolino, quindi non stiamo facendo niente di nuovo, anzi probabilmente oggi stiamo cercando di ricordare queste vecchie tecnologie che all'epoca venivano usate per tantissime cose, tant'è che oggi usiamo la radiestesia in modalità sia ricettiva, quindi di indagine per dare delle risposte, per identificare le varie scie energetiche, ma anche per riequilibrare, quindi in modo attivo andiamo a modificare, secondo l'applicazione di alcuni comandi, le frequenze che sono attive in determinate circostanze o in determinate situazioni che coinvolgono più persone. Quindi è possibile effettivamente intervenire per riequilibrare, rimodellare, rimodulare le frequenze che in qualche modo creano le situazioni che viviamo, oppure le situazioni che viviamo sono a certe frequenze e pertanto per viverne delle altre dobbiamo agganciarci a frequenze nuove. È importante comprendere questi concetti per capire il potenziale di questa disciplina e in quanti e quali modi possiamo applicarlo per darvi sollievo, aiuto, risposta e così via. Quindi se desiderate un'analisi energetica, per esempio, di un luogo o della vostra condizione psicofisica, sempre a livello di energie sottili, benissimo, sappiate che è possibile fare questo tipo di indagine o di ricerca. Ma non solo, ovviamente poi in privato ci occupiamo anche di consulti di sibille, di tarologia e di astrologia. Questo per quanto riguarda l'aspetto del consulto, quindi l'aspetto diciamo così, della consulenza, mentre ovviamente esiste anche tutta l'altra applicazione che possiamo fare facendo seguito appunto al consulto, vale a dire si studia una situazione e se desiderate poter intervenire sulle cose, magari in prima battuta possiamo studiare dei riequilibri, ma possiamo anche intervenire secondo l'antica tradizione cabalistica. Infatti sul sito, nella sezione shop, potrete vedere i tanti servizi che mettiamo a vostra disposizione, servizi professionali a partire dai sigilli, i sigilli salomonici, i sigilli di Mosè, la ritualistica, il ciondolo talismanico sefirotico, quindi sono tantissime le cose che possiamo applicare per ottenere nel tempo quei risultati o quelle modifiche sia personali che delle situazioni che auspicate giustamente. Quindi non esitate a consultarci, l'unica cosa che vi invito sempre a tenere in considerazione è che se avete l'urgenza, che se siete nella cioccolata fino a qui, è chiaro che questo tipo di interventi non è l'ideale perché richiedono tempi di manifestazione lunghi. Quindi noi non andiamo a lavorare con forze basse che probabilmente sono più rapide, ma che hanno purtroppo il rischio di colpi di ritorno o comunque di un prezzo alto che non è solo quello che è il rischio che corre l'operatore nell'eseguire la ritualistica di un certo tipo, ma anche proprio chi lo chiede, chi chiede, chi comanda, insomma chi richiede questo intervento, quindi mi raccomando, fate attenzione anche a cosa andate a muovere. Vi ricordo che certe energie, certi equilibri che vanno, che si va a toccare incautamente o senza esperienza, rischiano di creare magari non subito degli impicci o dei problemi, ma a distanza di anni cose che diventano via via più gravi, col rischio che magari ricadano anche a persone altre della vostra famiglia, magari più deboli di voi. Quindi
fate sempre attenzione al tipo di lavori che fate, non vi inventate maghi dall'oggi al domani, è un qualcosa di molto serio, quindi anche quando andate a sperimentare i vari rituali che troverete in giro, perché ne pubblicano tantissimi, fate attenzione anche agli intenti che applicate, perché la legge del karma non dimentica assolutamente nulla, quindi cercate sempre di operare per un equilibrio più grande e generale. E sappiate che quindi quando vi rivolgete a noi, intendo il Marietto e la sottoscritta, il tipo di ritualistica che viene applicato è sempre con intelligenze divine o superiori, quindi nel momento in cui si chiede il loro contributo, il loro intervento, poi ci si affida, quindi non dipende da me, non dipende dal Marietto, non dipende da tempi o volontà o non volontà nostre, dipende tutto dai tempi stabiliti da queste intelligenze che vengono interpellate al momento della ritualistica e quindi viene orchestrato tutto nel modo migliore o al momento in cui la situazione può essere manifestata nel modo migliore per tutti. Pertanto, se non avete pazienza, la, la ritualistica di alta magia cerimoniale non è per voi, ma se volete qualcosa di solido, sicuro per tutti e che nel tempo vi produrrà risultato, allora contattateci. Bene, detto questo, direi di cominciare con le risposte. Allora, la regia, Marietto in regia, vediamo che cosa ci propone, quale domanda. Gianluca, allora, Gianluca, nato il 16. Vediamo se c'è Gianluca. Giusto, è vero, la regia mi ricorda di chiedere ovviamente se Gianluca è ancora collegato. Mi raccomando, se mettete la domanda, poi abbiate, come dire, la pazienza di stare a sentire il pippone della Hilde e di palesarvi quando venite chiamati. Quindi Gianluca, se sei presente, scrivilo cortesemente. Sei stato selezionato, quindi hai un'opportunità di ricevere una risposta. Se però non sei presente, passiamo a un'altra domanda. Quindi vi ricordo, ah sì sì, ha scritto che c'è. Benissimo. Perfetto, Gianluca c'è. E allora, 16 giugno 67, troverò e comprerò una nuova casa, grazie, benissimo, non la vediamo per questo nuovo, in effetti è la prima volta che ti vedo nel canale, questa data la ricorderei, fidati. Allora, vediamo se Gianluca trova e compra una nuova casa, vediamo un po'. Allora, beh, c'è dietro un desiderio importante. La matrice, magari c'è di mezzo anche una persona, probabilmente, una donna del cuore, magari hai dei progetti che riguardano questa persona, così come pure potrebbe essere semplicemente l'indicazione di un'idea precisa che tu hai, di una situazione che veramente desideri e che vorresti tanto realizzare. Quindi vediamo un po'. Allora, mi allontano un po'. Ok. Benissimo. Allora, secondo la stesa che vediamo, partiamo da una linea del passato con qualche difficoltà, ritardi, forse una somma di denaro che tarda ad arrivare o situazioni che si sono lungamente prolungate creando effettivamente sfide o difficoltà che poi con un po' di buona volontà e una opportunità che probabilmente si è presentata hai potuto superare. Diciamo che probabilmente l'opportunità riguardava o un'operazione, un qualcosa da fare, da compiere. Comunque nella linea del passato non ti nascondo che si vede uno sforzo con anche un tormento, quindi
delle ansie probabilmente o delle difficoltà legate a questioni che possono aver subito dei ritardi. Quindi, veramente una situazione un po' di sfida che si vede qui. Nel presente, c'è questa cosa, vedi la carta del il nemico col viaggio, quindi, ehm, ovviamente i tempi stringono, sembra che tu abbia veramente l'intenzione di andartene, probabilmente sei arrivato a un punto in cui, è la soluzione migliore, quindi desideri, e hai proprio bisogno di andare, ma vedo che con la carta del dispiacere, insomma, non ci sono le condizioni ancora in questo momento, quindi qualcosa quello che stai cercando oggi non c'è. Eppure c'è ancora slancio, vedo che, ti dai ancora da fare o che comunque, arrivano magari delle altre proposte. Diciamo che, pensiero, vedovo e sacerdote lascia intendere che comunque ci sono ancora delle situazioni, potrebbero essere delle situazioni che ti portano a pensiero o che comunque ti richiedono delle soluzioni. Potrebbe essere, visto il contesto, qualcosa o legato agli incartamenti, quindi alla burocrazia, o qualcosa legato all'autorizzazione per esempio di un mutuo. Anche perché nella prima linea abbiamo visto come dire, un abbinamento denaro-sospiri che può far intendere magari per la somma, o magari hai bisogno di effettuare un mutuo, magari questa risposta per il mutuo non è arrivata o non c'erano i requisiti giusti, quindi ti sei dovuto dare da fare per trovare o creare le premesse, le situazioni più opportune. Quindi diciamo che c'è ancora qualche pensiero in futuro che può essere legato proprio a questioni di questa natura. Ma attenzione, perché il sacerdote può anche indicare comunque un uomo un uomo più grande, magari la figura, non dico di un padre, non so se è ancora in vita il papà, però comunque la figura di qualcuno che potrebbe effettivamente consigliarti o suggerirti. Di fatto poi io la vedo l'occasione, guarda qua. Quindi arriva la notizia di qualcosa come se fosse il momento giusto, la situazione giusta che si viene a creare, quindi si muoverà tutto abbastanza rapidamente. Magari adesso ci sono dei ritardi, dei rallentamenti, ma poi arriva veramente l'occasione che cercavi, e la cosa buona che andavi cercando. Allora, qui però nell'esito, si vede cosa? Intanto questa situazione viene presentata come riunione ladro ammalato conversazione, quindi abbiamo un esito un po' particolare, perché è vero che identifichi e quindi arriva finalmente quest'occasione che potrebbe essere non necessariamente nuova, magari ti arriva solo quella bellissima notizia che stavi aspettando e per cui ti sei dato tanto da fare, e quindi la riunione può intendere, che si apre nuovamente il capitolo rispetto a qualcosa che hai già individuato e preso d'occhio, quindi magari un tornare a visitarlo o riprendere in mano quella trattazione, però attento perché ladro ammalato ti dà l'idea che subentri, che ci sia qualche altra persona che cerchi di portarti via l'affare o che magari si è, mezzo imparolato con il proprietario, quindi farai attenzione, proprio perché questo potrebbe causarti comunque delle apprensioni. Quindi mi raccomando, quando non appena hai notizie oppure, metti delle clausole eventualmente nel momento in cui individui l'immobile affinché, ti tuteli anche dalla possibilità che, possano trovare degli accordi sottobanco e che questo ti possa causare un danno. Comunque sembra che poi venga affrontata in modo positivo, che avvenga un chiarimento. Quindi, non vedo già il contratto o l'atto vero e proprio, okay? Se dovesse essere invece nella carta del sacerdote, ma, difficile perché il contratto spesso viene definito dalla carta dell'imeneo, comunque potrebbero allora, nel momento in cui tu dovessi effettivamente acquistarlo, prima di questa
di questa situazione potrebbe indicare che vengono fuori degli aspetti che magari non erano emersi al momento dei sopralluoghi e al momento degli accordi. Quindi attento che non ci sia nulla che sfugga e che poi ti ritrovi come un problema tra capo e collo. Mi raccomando, questo è importante. Ok, Gianluca. Spero di averti risolto, spero che tu sia soddisfatto della risposta. Allora, Mary, 19 ottobre 78, vuole sapere intenzioni e sentimenti di Marco, 16 marzo 77. Ok, allora Mary, dici intanto se ci sei. Mary, prego Gianluca. Allora, Mary, ci sei? Perfetto, Mary c'è. Ho dato una scorsa ai commenti, insomma, della diretta. Ricordo a tutti di mettere nomi, dati di nascita delle persone che sono coinvolte nella vostra domanda. Quindi il vostro nome, la vostra data di nascita, il nome della persona per cui chiedete e la sua data di nascita. Bene, Mary, 19 ottobre 78. Vediamo intenzioni e sentimenti di Marco, 16 marzo 77. Mary, intanto che sei lì, ci puoi o mi puoi dire se questa frequentazione va avanti da un po', se è una conoscenza nuova, vecchia, insomma, dammi delle indicazioni in più. Vediamo un pochettino, comunque intanto la risposta delle sibille. Allora, Marco, che intenzioni ha nei confronti di Mary? Vediamo un po'. Allora, beh, non è proprio un taglio super esaltante, perché è vero che in certi contesti il sacerdote parla di ufficializzazioni, ma in certi contesti, non certo, non esclusivamente con la carta della superbia, che invece sembra dare quella sfumatura un po' peggiorativa, cioè sembra una persona o che è estremamente solitaria, quindi una persona molto per i fatti suoi, una persona che potrebbe essere comunque egoista e fredda, attenzione perché la carta della superbia ovviamente amplifica le questioni o le caratteristiche del sacerdote, quindi attenzione a meno che non sia una persona che sta attraversando un momento difficile anche, perché magari si sta separando. Vediamo un po'. Questo per primo, via. Allora, vediamo. Ma ascolta Mary, asco lo conoscerai anche da tanti anni, ma non sono belle carte, è un casino. Allora, ehm, quindi la linea del passato effettivamente vedi, è come se fosse nato qualcosa, ma c'è un'altra persona, vedi un'altra situazione, si vede domestico, donna maritata, quindi si vede che eri tu quella sposata, a meno che poi, magari lo è stato anche lui in passato, non lo so, ma di fatto si vede che tu eri accompagnata da un uomo che hai considerato probabilmente inadeguato, più un fratello che altro. Quindi la linea del passato spiega un po' anche il fatto che comunque hai cominciato a pensare, vedi che è nata già prima, mentre ancora c'era il matrimonio, e si vede che pensavi in qualche modo a questa svolta o qualcosa del genere, però vedi, la linea del presente non è bella.
no, ci sono persone che interferiscono, che ostacolano, situazioni di gelosia sarebbe proprio leggerla alla lettera, quindi delle situazioni dove avvengono, insomma, degli scambi, delle chiamate, delle notizie, dei messaggi che causano arrabbiature. Quindi, è un momento dove lui probabilmente è spiato, è controllato a vista, oppure è una situazione dove comunque ci sono delle interferenze. Io non so di che natura, da parte di chi, però nemico e nemica non è che sono proprio l'accoppiata vincente per comprendere le sue intenzioni. Sembra che comunque abbia forte timore di qualcuno, okay, quindi in questo momento è un po' tanto preso dal guardarsi le spalle, non mi sembra molto lanciato. Poi magari con te, quando vi sentite non lo dà vedere che è in preda a queste circostanze. Si vede comunque, che ha volontà di vederti, però qua compare già un ladro nel prossimo periodo, quindi, qualche interferenza, qualcuno che lavora nelle retrovie, c'è veramente la mano lunga di qualcuno già nel presente. Di fatto tra nemica e nemico c'è solo da capire se è maschio o femmina o se entrambi, quindi magari qualcuno da parte di lì, qualcuno da parte tua, cioè non la vedo come una cosa che abbia degli sviluppi. E se ce li ha nascosti, nel senso che il ladro lascia pensare che la frequentazione potrebbe cominciare, ma clandestinamente. E poi perché, visto che tu ti sei separata? A meno che anche lui non abbia ancora in ballo delle situazioni. Comunque prigione, artista, disgrazia. Cioè, io non mi sento di spingerti nella sua direzione, anzi mi sembra che sarà meglio che tu sia estremamente cauta, che non vorrei che dopo che ti sei separata questa persona che vede avanzare un pericolo se la dà alla macchia, okay, quindi io farei molta attenzione a riporre la fiducia su di lui, se non per lui, per le situazioni di questo momento. È un casino qua, cioè tra le persone che interferiscono e i problemi che verranno fuori più avanti, sappi che con la carta della disgrazia non è che mi aspetto di vedervi convivere, okay? E poi esito. Eh, anche qui anche qui sai, la situazione è così. Qui, secondo me è più probabile che venga fuori in futuro un'altra persona. L'amante mi fa pensare che qualcuno effettivamente ti si proporrà in un altro modo con te. Non sono sicura che sia lui. Se dovesse essere lui, comunque, con leggerezza vedovo, ehm, cioè io non ci vedo granché qui, capisci? Le intenzioni non sono costruttive con lui. Secondo me è meglio se lo vivi come una fase di transito, senza riporre in questa relazione o in lui grandissime aspettative, forse il modo migliore per non restare delusa eventualmente. Okay, quindi Mary purtroppo non mi sento di dirti, che puoi stare tranquilla con questa persona. Mi dispiace. Bene. Io ringrazio tutti per la partecipazione questa sera, vi ricordo comunque l'appuntamento di giovedì alle 19, mi raccomando liberatevi, fate il possibile, alle persone che non hanno avuto una risposta questa sera, ribadisco appunto la prossima occasione per avere una risposta giovedì alle 19, diversamente, e sarò col Marietto Veneziano, quindi anche due voci, no?
interpretano la stessa stesa. Se però desiderate o non potete per qualche ragione giovedì e desiderate una risposta mia, vi ricordo martedì alle 21:15. Oppure vi ricordo 347 8702 622 i consulti privati. Quindi eventualmente scrivetemi su WhatsApp a quel numero e ci mettiamo d'accordo per l'appuntamento. Grazie.